Lubiana che stava arrivando. Buonasera, grazie a tutti di essere venuti qui. Sono veramente contenta di questa occasione perché mi sento a casa. Ringrazio il sindaco Roberto De Cetona che sul serio da vicino è una persona ancora più straordinaria di quanto si possa percepire via telefono o via email, quindi è veramente una persona straordinaria, squisita. Ringrazio i miei amici che sono venuti qui per ascoltare un po' di poesia. Loro mi hanno sempre visto in veste di insegnante perché io insegno matematica e scienze, insegno ai licei, alle scuole superiori, quest'anno ho insegnato al CIPIA, quindi ho avuto diverse esperienze però che non coincidono proprio con la poesia, quindi è particolare il fatto che pur insegnando matematica e scienze ho questa forte passione per la poesia. L'occasione è quella della presentazione di questo volume che si chiama Tutti i giorni un incantesimo, edito Picot, è uscito l'ultima settimana di giugno, quindi questa di giugno, sì, quindi questa è la primissima presentazione. Sono veramente orgogliosa e spero di rendervi orgogliosi perché mi piace tanto Cetona. Poi sono venuta qui per il mio compleanno e non pensavo di avere l'occasione di presentare questo libro. Grazie quindi veramente a tutti, spero di rendervi partecipi della stessa emozione che mi ha coinvolta quando ho scritto questo libro. Fa piacere all'amministrazione sostenere la presentazione di questo volume. Tra l'altro questo fine settimana avremo proprio un weekend letterario perché anche domani ci sarà con il sostegno della libreria Impression un'altra presentazione del collegiato della piazza, e questa presentazione devo dire fa molto piacere sostenerla. Io ho scorso questo volume che trovo molto interessante, c'è una bellissima prefazione che traccia l'architettura letteraria di questo testo. L'autrice conosce il rapporto molto stretto, molto saldo di Cetona con la poesia, perché conosce il premio Cetona Verde Poesia, a cui ho dato conto del fatto che purtroppo non sembra che si profilino le condizioni per una nuova edizione, almeno per ora. L'ultima c'è stata nel 2022, sì, 2023, pardon, e non mi sembra purtroppo che ad oggi ci siano le condizioni per una nuova edizione. Questo è un po' un'amarezza perché è qualcosa che ha dato molto lustro al nostro comune, sia per la qualità, il livello del premio da tutti i punti di vista, sia per appunto la
di vita, è ancora più forte il messaggio dell'amore, se vogliamo ancora più politico, più civile, perché ripetiamo che il poeta non è più un poeta che sta nella torre d'avorio, ma il poeta ha un mandato sociale, quindi il poeta non è estraneo dalla vita politica, non è estraneo dalla vita sociale di qualsiasi città, di qualsiasi identità. La poesia ha questo grande privilegio di riuscire a legare tante civiltà, tante antropologie, tante realtà come un messaggio universale. Quindi legandomi anche ai colleghi che mi hanno preceduto qui a Cetona, il Cetona Verde, sì, è un peccato che magari non ci si è incontrati, però riporto la loro tradizione. Molti di questi hanno lasciato dei video su YouTube, quindi mi lego alla loro parola. E il poeta ha anche questo strumento della parola. Oggigiorno che ci sono i cantanti che muovono le masse, insomma, il pop, hanno questo grande seguito, soprattutto dai giovani. Quindi il poeta dove si va a inserire nella società? Il poeta è una figura trasversale perché è una sorta di psicologo, di antropologo, di storico, tutte figure mancate, perché alla fine dici ma tu chi sei? Sei un poeta. In realtà il poeta però è importante, ha un valore, non per tirare acqua al mio mulino, perché la categoria poetica mi starebbe anche stretta perché io scrivo comunque critiche, scrivo altre cose, quindi con la voce cambio registro, mi piace cambiare registro, però la figura del poeta è una figura che comunque nella società muove le intelligenze più profonde, muove gli inconsci collettivi, che oggi vogliamo dire opinione pubblica in larga scala, però il poeta riesce a incoraggiare gli inconsci collettivi, ad avere una voce, non propriamente il poeta latte, ma il poeta come figura in generale. Questo è proprio la definizione di poeta dal punto di vista storico. In ogni epoca storica il poeta è stato in grado di tradurre quella che è la dimensione che si sta vivendo, un po' in grado di tastare il polso della storia, lucidamente quello che sta accadendo, perché il poeta ha lo strumento della metafora, lo strumento del chiasmo, ha lo strumento del simbolo, quindi mediante il simbolo è capace di raccontare quello che magari non si vede. Chiaramente la mutazione che sta avvenendo, che non è una mutazione antropologica di cui parlava Pasolini, diciamo che è una mutazione nuova, che è la mutazione del digitale, che è la mutazione dei mass media. Il poeta dove si va a mettere? È chiaro che la voce del poeta cambia, quindi anch'io in questo libro non ho utilizzato più quei lemmi storici, arcaici, che magari utilizzavano i poeti diversi secoli fa. Chiaramente si parla di poesia contemporanea. Dal momento che la poesia contemporanea, con il Cetona Verde no, perché il Cetona Verde selezionava buona poesia, però c'è anche una cattiva poesia ovviamente, che io definisco una cattiva poesia, che è un po' più votata all'nichilismo, al decostruttivismo, però tendendo proprio a stratificare quello che è la realtà invece di costruirla. A me invece piace costruire la realtà, a me piace edificare. L'amore è la chiave che utilizzo per questo volume, ma in generale anche nei volumi precedenti che io l'ho portato, però non penso che avevo il tempo di leggere qualcosa dai volumi precedenti. E lo strumento amoroso è anche uno strumento politico, civile, questo lo vediamo in Teodora. Non ci siamo messi d'accordo io Roberto per le domande, quindi è tutto improvvisato. Lo vediamo in Teodora perché in questo volume che si legge, come direbbe Montale, con un poema unico, quindi c'è una prima parte intensamente lirica di poesie dedicate, di un io femminile ad un io maschile, una seconda parte risponde il io maschile. Questa è una cosa che ho investigato, esplorato personalmente già nel volume precedente, che era improntato su una rilettura del Cantico dei Cantici. In questo volume si riprende questa prima parte, questo dialogo amoroso della ricerca dell'anima, dell'amato, poi si snoda intorno alla alle figure di tre regine, la regina di Saba, la regina Teodora, che è una regina bizantina, e
citato una poesia di Cristina Campo da Diario Bizantino in Una tigre assenza. Ho cercato di dare voce a questa regina, quindi è come se parlasse lei. Non mi fu estranea la gelosia, ero favorevole ai monofisiti, svilupparono una chiesa che dall'Egitto si stendeva in Asia Minore, Mesopotamia e Arabia, e alla morte di Severo Teodosio divenne il capo. Per gli ortodossi sono santa, insieme a mio marito Giustiniano. Nella Basilica di San Vitale a Ravenna c'è un mosaico con il corteo dell'imperatore e un altro con la corte. Tra le mani ho un calice d'oro raffinato con delle pietre preziose. Alla mia destra 2 dignitari, alla sinistra 7 tra le mie dame. Ho un manto porpora con il ricamo dei magi. La fontana testimonia che la porta dei cristiani è il battesimo. C'è chi dice che sia nata a Cipro, chi in Anatolia. Quelli che sanno che nacqui a Costantinopoli dicono che avevo 2 sorelle. Mio padre lavorava all'ippodromo, mia madre era una danzatrice. Procopio scrive di me in Storia Segreta il peggio che si può dire di una regina. Dice che ero una prostituta, che per seguire mia madre andavo con diversi uomini. Costretta a pagare, prostituendomi, incontrai i patriarchi monosofisti e a Costantinopoli una ballerina di nome Macedonia. Grazie a lei conobbi Giustiniano, di molto più grande di me, che si innamorò di me con grande ardore e abbandono. Fui vicina alle donne che non erano nate fortunate e l'imperatore mi seguiva e mi appoggiava nelle sue decisioni. Salvai il suo trono durante l'insurrezione di Nica, tra i verdi e gli azzurri. Costruimmo molte chiese, tra cui Santa Sofia. Quando Giustiniano per la prima volta mi vide, ero giovane, avevo 20 anni. Ero umile e silenziosa, ma con gli occhi tenebrosi. Lui era un uomo maturo, nipote dell'imperatore, e un uomo mite, dal viso dolce. Correva il 552 e dopo 3 anni ci sposammo e diventai imperatrice. Augusta, io che ero stata sfortunata ed ero figlia di un umile ammaestratore e un'attrice. Giustiniano riconobbe in me un'intelligenza che gli piaceva. Furono i 3 anni più belli della mia vita e anche il matrimonio. I 30 anni vissuti con lui furono sereni. Per sposarmi suggerì all'imperatore di cambiare le leggi dell'amore. Prima di noi qualsiasi donna povera o dal passato umile non poteva sposare un ricco. Con il suo amore fece cambiare le leggi. L'amore di Giustiniano per me cambiò le leggi e mi salvò la vita. Così anche io amplificai il suo amore. Cercai di dare dignità alle donne dal passato sfortunato. Il corpus iuris civilis ha influenzato il diritto nei secoli. Giustiniano desiderava riconquistare l'Occidente. Con delle spedizioni manda Belisario a riprendere Nord Africa, parte della Spagna e l'Italia, in mano agli Ostrogoti. Quando venne riconquistata l'Italia, Ravenna era il centro dell'esarcato. Anche Giustiniano, nei mosaici in San Vitale, conduce offerte all'altare in posa ieratica.
14, mentre vivevo con la mia corte di dame, spesso sul filo del rasoio, preoccupandomi degli intrighi, dei traditori, di quelli che ci circondavano e dei loro interessi. Quando incontrai per la prima volta Giustiniano, lo sedussi con le parole e con la mia intelligenza. Lui fu colpito dal modo in cui mi muovevo, come agitavo le mani e toccavo le labbra parlandogli. Ci guardavamo come un colpo di fulmine a lungo nei miei occhi. Avevo gli occhi neri, profondissimi, lo sguardo di chi soffre ma non ha paura. Lui in me intravide una luce divina. Ero la luce del Bosforo. Vedeva in me i preziosi tesori della Basilissa. Sentiva che in me c'era un eco del suo destino. Da dentro i miei occhi c'era il tumulto di quello che accadeva all'ippodromo e le urla di mio padre che ammazziva le bestie. Nei miei occhi c'erano tutte le sofferenze del teatro e del circo, gli sbagli, la vergogna di quelli che a vedermi giravano il volto o cambiavano strada. Lui no, con il suo sorriso da imperatore non ebbe paura di me, non esitò a salvarmi la vita. È stato Cristo a lasciare che la mia conversione mi salvasse la vita e lo fece nei momenti più belli. Quando incontrai Giustiniano, lui era stato amato dallo zio, che prese in sposa una schiava, Eufemia, che fece imperatrice. C'era nel loro bene un amore per le donne esperte ma sfortunate, macchiate dalle ombre di Costantinopoli e per questo possedute di potere. Quel giorno che fui proclamata imperatrice, sapevo che non era una finzione. Ero sopravvissuta a tutto ciò che di peggio si poteva immaginare, eppure ora l'amore non mi spaventava. Di Giustiniano amavo gli occhi, il corpo, la cultura sconfinata e il fascino. Lo avrei servito per tutta la vita. Al di là di ciò che testimonia Procopio, il mio fu amore per lui. Nella Basilica di Santa Sofia lo vidi avvicinarsi a me con la corona e anche io fui impreziosita e vestita da imperatrice. Teodora, figlia di Acacio, imperatrice. Giustiniano mi sussurrava di non avere paura e saremmo stati amanti per tutta la vita insieme. E ci credevo nel suo amore più di me stessa. Avrei giurato ogni cosa per lui. Commisi anche atti crudeli da imperatrice, molto crudeli, e fui punita, infatti non ebbi figli da Giustiniano. Vivemmo 20 anni insieme prima del mio cancro. Lui visse ancora a lungo dopo la mia morte e mi rimase fedele. Molti mi dicono santa, altri femminista, altri imperatrice. Crudele, infomane e dissoluta. Quello che so è che un mistero ha avvolto la mia vita. Nel corpus giustinianeo c'è scritto che un uomo non può chiedere il divorzio se non ha prove reali di adulterio. Gli uomini non possono usare violenza alle mogli e i colpevoli non hanno diritto alla dote. Un uomo non può lasciare una donna senza un soldo per capriccio o verità. Questa è la visione romanzata di quello che direbbe Teodora oggi. Lo so, è un po' lunga, probabilmente un po' chiede un po' di attenzione, però secondo me è bello rivalutare la figura di questa imperatrice oggi. Molti ancora la citano, sì, anche nel cinema, quindi mi è piaciuto veramente ridare dignità a questa regina.
citazione non è a caso, è esistere, essere percepiti. Io preferirei sentirmi percepita anche da persone che non sono propriamente lettori poetici, che molti definiscono il lettore medio, chi scrolla su Instagram, chi scrolla su TikTok, rispetto all'intenditore di poesia, chi vive lo stato della grazia, della poesia. Però leggere questo testo così impegnativo mi rende conto che è molto più facile per chi ama la poesia, per chi vive lo stato di grazia della poesia. Ci sono diverse ragazze che stanno leggendo all'università le mie poesie, c'è una ragazza che contatto con me dall'università di Padova a leggere le mie poesie. Mi rendo conto che è molto più facile per uno studioso capire la poesia e molto meno facile per chi non ne fruisce nella vita quotidiana. Spesso mi trovo a parlare con i miei amici poeti della poesia per la poesia, del fatto che prima, tanti anni fa, esistevano i programmi di poesia dove si facevano i dibattiti tra i poeti, come i dibattiti maieucci, no? C'era il botta e risposta, quindi si invitavano i grandi poeti alla televisione. Oggi, per esempio, il poeta non si vede più in questa funzione sociale. Il poeta di riferimento dove sta? Si possono comprare dei quotidiani e leggere le recensioni sui libri di poesia, è sempre un'attenzione molto, molto di nicchia, perché la poesia resta di nicchia, a meno che la poesia non va a toccare le corde di chi ha la possibilità di un pubblico maggiore. Per esempio c'è Giovanotti che ho incontrato l'altra volta, però non l'ho fermato, sono stata a Cortona e c'era lui, mi sa, la compagna, però io stavo entrando in chiesa, non è che mi sono fermata a dire Giovanotti, ciao. No, però Giovanotti mi sa che cura anche delle raccolte di poesia, si occupa della poesia, ecco per esempio un personaggio che lui potrebbe dare la poesia alle masse. O che ne so, per noi esistono poi persone che lavorano con la poesia a teatro, Mariangela Partieri ad esempio lavora con la poesia e quindi con una buona percentuale di persone che vanno ai suoi spettacoli, però ecco, c'è un luogo, c'è un'organizzazione, c'è una cultura della poesia, il pubblico si educa alla poesia, però è chiaro che più in larga scala, nelle prospettive future, magari sarebbe bello gestire un programma di poesia in televisione come si faceva una volta, invitare diverse fazioni, per esempio i poeti del Celluna Verde, mi ricordo che erano poeti più della linea lombarda, che però invitavano anche altri poeti. Un poeta tipicamente della linea lombarda e un poeta del sud, un poeta più nichilista e un poeta invece più edificante, e metterli a confronto e vedere quanto effettivamente la ricerca sul verso possa dare tanto, perché dare visioni, il poeta dà visioni, regala visioni, dare visioni cambia le coscienze. Dare visioni cambia le coscienze, ecco perché i poeti della guerra, noi abbiamo studiato i poeti della guerra, davano, con le visioni, davano non solo speranza, ma davano anche il richiamo all'esperienza esistenziale, il richiamo alla filosofia, perché poi la poesia si lega alla filosofia, questo è leopardiana memoria, la poesia italiana soprattutto è strettamente legata alla filosofia. Quindi il ruolo del poeta rispetto ai mass media, se fosse per me, se io colgo l'occasione, se mi facessero gestire un programma per la poesia, io sarei felicissima di farlo, però chiaramente oggigiorno anche per i poeti vedo il numero dei follower, non la qualità. Quanti follower hai? È riduttivo, veramente riduttivo oggigiorno, quanti follower hai? La quantità rispetto alla qualità, veramente estremamente riduttiva questa abilità. Però chiaramente penso che ognuno di noi faccia bene ciò per cui sente di esistere. C'è chi è felice a guidare gli aerei e lo fa perché non solo un lavoro ma è anche una forte passione. C'è chi fa judo e una forte passione, io insegno e mi piace insegnare, però io fin da piccola ho scritto poesie, il mio respiro, non ce la faccio a fare diversamente, non
Come nasce una poesia? Questo è il nono libro di poesia che scrivo e ho cominciato che ero una ragazza, non ero cosciente di essere poeta, ho cominciato che andavo alle scuole superiori e leggevo Montale, poi leggevo Umberto Sala, poi leggevo Antonella Lenta, poi leggevo Maria Luisa Spaziani e leggevo tutti questi poeti che mi parlavano. Ma dicevo, com'è possibile che mi parlano? E il professore, mi ricordo al liceo, io ho fatto un liceo che a Napoli era un liceo comunista, un liceo genovesi, e quindi sì, era aperto di mentalità, poi i licei tanto tempo fa erano un po' diversi, c'era ancora il concetto di liceo politico, invece adesso si è perso ovviamente questo concetto. E quindi sì, io ho conosciuto la poesia tramite la scuola, semplicemente, e quindi come l'ho conosciuta io tramite la poesia, tanti ragazzi, tanti giovani potrebbero conoscere la poesia tramite la scuola. La scuola insegna letteratura, ma poco, anche che dicono questa nuova educazione, io dico emotivo affettivo sessuale perché così mi è stata insegnata come insegnante, però la poesia può educare anche a questo nuovo tipo di sentimento, il sentimento nella radicità, il sentimento è quello che muove l'anima. Oggi mi sembra che esistano ragazzi senza sentimento, soprattutto nelle barbarie che fanno non solo tra di loro, ma anche verso gli animali. Ultimamente, siccome è morto il mio cane dopo 16 anni, la mia cagnolina, mi sono molto avvicinata alla dimensione di queste persone che si occupano gratuitamente per i cani, per gli animali, per i gatti, presso i canili, presso le associazioni. Sono stata al canile di Torrita e ho un po' avvertito queste dimensioni che per me erano lontanissime e vedere il silenzioso bene che fanno queste persone veramente alle volte non solo al canile, ma osservare, sentire il bene che fanno queste persone verso questi esseri innocenti, perché sono esseri innocenti. Con l'occasione posso lanciare un messaggio politico: non abbandonate i cani. Con questo DDL hanno fatto per la caccia, insomma, ci sono delle cose positive, ma la maggior parte negative, assolutamente. Poi hanno detto che se passa il DDL poi facciamo un referendum, vabbè, comunque assolutamente un appello ai politici italiani: rendetevi conto di quello che siete andati a dire nel momento in cui mi hanno interrogato e avete votato favorevoli a questo DDL. Rendetevi conto, rivedetevi nei video, rendetevi conto di ciò che avete detto, abbiate la pietà di farlo, perché questo è uno, le motivazioni che hanno dato in questo DDL fanno venire da brivido, veramente fanno venire i brividi, e vedere il bene in queste persone che si occupano dei deboli, in questo caso degli innocenti, è anche una forma di sentimento forte. Oggi, non proprio oggi, in questi giorni, no, però anche oggi ho visto vari post su quello che è successo a Caracas. Per esempio, a me come poeta, quello che accade nell'umanità e nel mondo tocca, anche se non accade proprio fuori casa mia. E quello che è successo a Caracas nel Venezuela mi ha toccato tantissimo, anche io ho scritto una poesia su questo. Ancora quello che succede in Sudan, gravissime crisi umanitarie, ancora quello che accade in Cisgiordania, quello che accade nella striscia di Gaza. Io qua ho citato in una poesia la striscia di Gaza, i bambini a Gaza, perché è come primo quando si guardano queste immagini di questi bambini, colgo l'occasione, scusami per un messaggio anche politico, quando si guardano le immagini di questi bambini è pietrificante, come Primo Levi si impazzisce, non puoi guardare queste immagini. Io all'inizio le guardavo, ma dopo un po' mi sono detta non guardarle più perché ci si impazzisce, e si nota a che livello può arrivare la crudeltà dell'uomo, la crudeltà umana. Quindi si va dal caso che un essere
Gaza. Quante marce si fanno in comunione all'amore e alla tenerezza, ma ancora il male per tutelare nella mente dei potenti che si fanno assassini, incapaci di relazionarsi a Dio. Non sono capaci a vedere una sola immagine di Gaza. I corpi straziati e carbonizzati di quei bambini fanno perdere il senno. I padri portano in braccio i figli carbonizzati e nonostante tutto lodano Allah per la fine della manana. Io ho visto questa scena che mi ha toccato. Sul serio ci sono le mie studentesse che sono anche mie grandi amiche che sanno che sono vera. E io ho visto questa scena perché, come sapete, io insegnando quest'anno a CPA sono stata molto più vicina a varie culture, anche varie religioni. E diversi ragazzi sono musulmani, quindi i musulmani hanno diverse feste, non è come noi che abbiamo il Natale e la Quaresima, loro hanno questa festa dove digiunano e poi ringraziano Allah per il digiuno fatto. E io c'è stato un giorno che ho visto a migliaia di video di mamme e babbi che portavano i loro bambini carbonizzati con un solo arto o senza parte del viso, senza le orecchie, senza i piedi carbonizzati, e li andavano a mettere in queste fosse comuni e dicevano lo davano là. Quella cosa ancora adesso mi impressiona l'anima. E com'è possibile che la crudeltà umana arrivi a questo? Com'è possibile che ci può essere una politica che permette atti di una crudeltà così abnorme, così disumana? Cioè sono crimini all'umanità come è stato il crimine del nazismo, sono crimini veramente feroci all'umanità. Ne posso dire a miliardi, c'è una lista infinita di crimini all'umanità, però per dire che il sentimento è la conquista della poesia, la poesia conquista il sentimento. Se ci fosse un'educazione al sentimento, anche nel nostro piccolo, nelle scuole, io pochi anni fa ho fatto una lotta per le biblioteche, perché ho scritto un
citato Sandro Pertini, perché secondo me Sandro Pertini per l'Italia è una delle figure di maggiore riferimento che io ancora sento presente quando si parla di politica italiana. E questo cito perché mi sono trovata poi a intervistare Luca Ciarocca, che aveva anche lui citato questo pezzo che mi è piaciuto tantissimo, e vi leggo: l'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte. Si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada della pace che noi dobbiamo seguire. È chiaro che la pace è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Il bene è la definizione per antonomasia, non è il punto di arrivo, si parte dal bene. Il bene è insito nella definizione stessa dell'essere umano. Com'è possibile che ci stiamo rendendo così crudeli con noi stessi? Certo, la crudeltà è sempre esistita, ma c'è una crudeltà che poi ti annienta. Cioè, voi li avete annientati, questi bambini, questa civiltà l'avete annientata a casa, li avete annientati, non è possibile. Tentativo di annientare una civiltà, dove è iscrivibile, qualcosa di profondamente assurdo, sia sul piano intellettuale che sul piano proprio umano. Non è possibile che una persona si alzi alla mattina e si renda così crudele con uno strumento che lui potrebbe fare, in generale si potrebbe fare tanta pace, tanto bene, come fai a dormire la notte? No, io glielo voglio dire, come fai a dormire la notte? Se voi leggo quest'ultima parte in chiusura, perché stiamo veramente, penso che ci siamo divulgati tanto. Allora, questa è una piccola panoramica sui diritti civili che ci hanno toccato anche a noi storicamente, perché io volevo dedicare anche questo intervento a dei poeti, nostri grandi amici che sono morti in periodi molto vicini ultimamente, e parlo di Matteo Fantuzzi e di Plinio. Io volevo dedicare a loro anche queste mie parole, soprattutto a Matteo, perché con Matteo lui ha scritto un libro sulla strage di Bologna, un libro a Edito Feltrinelli, premiato anche dallo Stato, premiato dal Presidente della Repubblica. La strage di Bologna, ecco, per me lui è stato un grande poeta, e quando è venuto a mancare io ci sono rimasta veramente tanto male, perché l'Italia ha bisogno dei grandi poeti. Non è vero che i poeti non esistono più. L'aura del poeta si sente, abbiamo bisogno dei poeti. Qualcuno lo diceva nel secondo dopoguerra, ma ancora è come se noi vivessimo una guerra. Siamo ancora in una guerra crudele, che è la guerra della crudeltà. È l'era della guerra della crudeltà, ci siamo ancora, abbiamo bisogno dei poeti. E io ricordo questo grande poeta che ha scritto questo libro sulla strage di Bologna, e anche io nel mio piccolo ho tentato di elencare tutte le cose che a noi sono più vicine di diritti. Una parola intorno alle terre che bruciano ogni estate. Un corso per insegnare ad amare il posto che ci ospita. Un racconto sulla terra, sugli animali e sul creato, per non sentire più il tanfo del fumo, per non vedere più fuoco ovunque. Un'informazione culturale vera sulle vittime del mare, sui morti affogati che scappano dalla guerra, dal disagio, dalla fame. Non lo so se qualcuno può chiudere il telefono, perché mi sa che sta chiamando la diretta, ma non lo so chi sta chiamando. Pulsante rosso. Scusateci.
sappia dare valore alle università, alle istituzioni, che faccia luce sui drammi della raccomandazione. Qualcosa che parli della pornografia, della violenza sui minori, del traffico degli organi, un trattato sulla difesa delle minoranze, una poesia sul mare, sui cadaveri della guerra e degli errori umani, anni da dedicare agli storici, a chi si interroga sulle mafie, sulle carceri, sulla pena di morte. Lo spazio per i moderni eroi, per chi non ha paura di scoprire l'assassino, per chi tiene inchieste profonde, per chi lotta per la giustizia contro i soprusi, contro le indifferenze. Il confine tra cadaveri e vivi, tra femministe e oppresse, tra quelle a cui viene rifiutata una passione e quelle che cercano il divorzio. Tutte le rivoluzioni drammatiche hanno intrecci assurdi. Alla televisione non trovo più nessuna conversazione intelligente, uno scenario amministrato dai potenti, mentre i titoli dipendono da un meccanismo orwelliano. Autorità che non pensano, non sono capaci di sentire il paese, non sanno strutturare un sano rapporto con i mass media. La pubblicità degli estremismi politici e talvolta chi decide finisce per ripercorrere gli sbagli, finisce per accompagnare l'azione ad un rapporto di forza, a frasi testamentali che spaventano, umiliano, rischiano di annichilirci. Diventiamo numeri di un'economia che non ha occhi per vedere. Pensano tutti che una guida forte possa cambiare il mondo, ma i destini si collocano nelle decisioni delle menti di molti. C'è bisogno di un linguaggio che rinforzi la dignità, preparazioni specialistiche, competenze profonde, diritti e tutele. Il mondo è pieno di diverse culture. Il flusso di coscienza di un occidentale non è lo stesso di un orientale. Bisogni e società diverse, ma diritti universali. La parola mondo implica nascere nel corso del tempo liberi di dissentire e di non restare indifferenti. Mai più devono esserci vittime di Stato, mai più vittime delle forze dell'ordine, dei soldati. La parola mondo ha bisogno dell'educazione, non della violenza e della barbarie. Il bersaglio è l'equilibrio fra gli stati. Costruire con un'energia calda, ricordare anche tutto ciò che è stato costruito, come in parte del mondo sviluppate. La donna può dire no, perché dire sì senza consenso è stupro. Ogni tipo di condivisione intima deve essere consensuale. Ci sono parti del mondo in cui ancora la donna non gode di alcuna assistenza legale, lotta per la parità politica, per la parità sociale ed economica, mentre in altre parti del mondo la donna non gode di alcuna libertà di espressione. Le donne sopportano abusi, discriminazioni, offese. In India le donne fuori dalle caste sono a rischio di abusi e violenze. In tutto il mondo omicidi impuniti, insabbiamenti, aggressioni di gruppo, crimini sessuali, violenze domestiche. Ci fanno tutti più vicini alla barbarie. Noi che non siamo i privilegiati, siamo quelli che conoscono e non possono far nulla per opporsi veramente. Tu che fai del male a una donna, tu come donna, come chi ti ha partorito, sorella come chi ti ha sorretto, amante, amica come chi ti ha aiutato, tu assassino della società, assassino di tua madre, di tua sorella, della tua amica, misogino con una mente terroristica, tu che odi le donne, che pensi che la violenza sia giusta, che cospiri l'odio, tu che guardandoti allo specchio ti senti forte, ti senti ribelle, mentre sei solo gravemente malato. Una donna che cerca la libertà non è una donna ribelle. Una donna non è costretta a scegliere se essere una martire o un amante. Se si mostra disinibita non vuol dire che è forte. Se è troppo anticonformista ed emancipata non vuol dire che deve essere letta a modello, né che essere anticonformiste vuol dire sentirsi libere. Una donna può sentirsi libera di esprimere le sue idee al mondo anche restando timida e a volte introversa. Una donna è il potere delle sue idee ed opinioni. La forza della mente è il potere più grande. Anche questo è molto lunga, però Molto bella, grazie. una panoramica sui nostri diritti, sui diritti delle donne, sui diritti nostri
barbarie, di una bruttezza, che proprio manco se fosse di una barbarie, di una bruttezza. Il linguaggio del brutto, il linguaggio proprio della scadenza, il linguaggio proprio della povertà spirituale. Cioè, la poesia anche, eppur si muove, no? Cioè, anche se non è poesia, ma è quel verso che ti richiama una simbologia inconscia, una simbologia interiore, e naufragare nel dolce in questo mare. Ma quanto è bello il naufragare nel dolce in questo mare a un bambino, a una ragazza di 16 anni, rispetto a quei gesti che fa. Ma poi l'avete sentiti parlare? Ma sono impressionanti. Allora, parlano tra di loro, con quelle mani così con le corna, cioè proprio il modo in cui si vestono, il costume della società che impone a questi giovani, e tra l'altro a volte per accalappiare i giovani, cioè si parla come loro, il mondo è cambiato affatto, il mondo degli adulti che deve essere quello regale, quello della nobiltà, quello del sogno positivo. Io voglio diventare come babbo voglio diventare come il prof, come la prof, io voglio diventare come quel politico, come l'altro politico. No, adesso è diventato, ma mai c'è il rapper che è lui vicino a me, è il mondo adulto che diventa come me, il mondo adulto che diventa adolescente, quindi le età della vita si sono comunque accavallate. Il ragazzo di 16 anni si sente un piccolo uomo, e in tal senso anche un po' crudele, come se fosse un supereroe. Non si sente più il bambino che sta diventando un uomo, quindi cerca il riferimento buono dalla società, perché la società è il padre, no? Lo Stato è il padre, il recinto. No, ma poi pure il modo in cui parlano, ma anche i ragazzi dell'università. Cioè i ragazzi all'università, se non sono ben codificati, hanno un modo di parlare che va veramente alle volte, anche io talvolta essendo napoletana dico quella parolina colorata, non mi piace perché come voi che dite la parolina in dialetto, sono dialetti come lingue dell'anima, ma com'è possibile che loro tra di loro si chiamano con parolacce? In una conversazione sono capaci di dire, scusate la parola, 4 volte una parolaccia, così a intercalare, e nessuno che gli dice ma non lo so, datti una regolata con questo modo che hai di parlare, almeno quello. Allora, ragazzi devono esprimere la loro interiorità, i loro istinti, i loro impulsi, ma abbiate un modo di esprimerlo, abbiate il gusto di esprimere
tracciare il destino delle anime parlando attraverso di lei. L'ho ritenuto una ricerca più interessante dal punto di vista letterario. Ora non so se è il caso di leggerla perché abbiamo ritardato. Se volete la leggo, però poi concludiamo. Allora, Persefone. Qua a Inesergo ho citato una poesia che comunque è tratta da un mazzo di rose di Mario Luzzi, che parla proprio Mario Luzzi, grandissimo nostro poeta, perché ormai parlo nostro anche perché vivo qua ormai da diversi anni, nostro poeta molto conosciuto per noi a un passo dal Nobel, perché quell'anno mi sembra che fu di Fo. E sì, poi siamo stati a Pienza, sono stata a Pienza dove viene ricordato Mario Luzzi che ho sentito molto ultimamente, soprattutto nel libro precedente. E Mario Luzzi dice: Hades, sei qui, nel bosco, nel silenzio, nel frastuono d'aria, alto del mezzogiorno. Ci sei intensamente, ci sei fino a tal punto da parere che tu manchi, occultato nell'istante, inabissato nel presente, unito così al mondo che ti prende, tutto, fino all'annientamento. Però ti regala il dove, il quando, lumine il sole, quasi, lucertolescamente, o hic o nunc. Questo è Mario Luzzi. Allora sì, io ho scritto una cosa che, perché l'ho evidenziata? Perché la devo leggere, leggerò questa ad Asciano Sono Festival con Cesare Picco, sì, perché è davanti alla lettura e davanti al sagrato della Chiesa, quindi mi sembrava proprio il gioco delle anime, mi sembrava più pertinente. Io scrivo così, prima c'è una nota saggistica e poi la voce di Persefone. Il mito di Persefone scandisce il ciclo vita, morte, rinascita, il legame madre-figlia, le nozze violente, la melagrana. Ade esce dall'inferno per regolare con Zeus la questione delle anime, della conoscenza del momento della morte, e per affrontare Eracle ne esce sconfitto. Plutone non era solo ricco, ma anche avvenente, assomigliando al fratello Zeus. Passò il resto dell'eternità legato a Persefone, rapendola contro la sua volontà. A Persefone toccherà il potere sulle anime. Fu costretta per una parte dell'anno a stare con la madre Demetra e per una parte a stare col marito negli inferi. Questo è il bello della mitologia, la mitologia con la simbologia. Allora parla lei. Lei aveva il potere sulle anime. Immaginiamoci, ne so, oggi ci sono i santi. All'epoca non c'erano i santi, no? Che raccomandavano, o non c'era Caronte. Quindi il discorso delle anime era molto affascinante rispetto a quello che concediamo noi col cristianesimo. Da qui dove ci sono tutte le anime non posso lamentarmi più. Ho mangiato della melagrana e ora scrivo dal suo letto negli inferi. Ero affamata, non toccavo cibo da 2 giorni e quella melagrana sul tavolo era l'unica cosa che mi aveva lasciato. La casa era vuota quando litigavamo, non cucinavo e nemmeno lui. Non ci parlavamo per settimane e agli inizi era anche peggio. Il secondo pomeriggio mi alzai dal letto a baldacchino, non lo incontravo da diverse ore. Ero arrabbiata, delusa per il modo in cui mi aveva rapita, per come non avesse avuto alcun rispetto per me nel rapirmi. Con le settimane dopo la rassegnazione è subentrata in me una forma di affezione, di attaccamento. La prima volta che ci siamo veramente uniti, senza litigare, nel suo letto, che era anche il mio, mi sentivo serena e non avevo avuto bisogno di parlare. Ero vergine, mi aveva rapita mentre passeggiavo col ciane. Non ero stata con nessun uomo. Lui mi ha insegnato che cosa è il corpo di un uomo. Quando ha cominciato a mettere le mani sul mio corpo, tutto sembrava diverso. Gli inferi erano il suo regno, quindi anche il mio mi ci stavo affezionando. Era tenero come mi prendeva i polsi.
vicino a lui. Mi faceva sentire che era lui il mio posto, i suoi occhi erano la mia casa. Dentro gli occhi aveva il potere delle anime e li temevo. Nella stanza da letto le finestre affacciavano sulla fonte della memoria e i campi elisi. Gli echi delle isole beate a volte mi raggiungevano. Lui poteva sentirli naturalmente per i suoi poteri. Stavo imparando da lui a sentire anche io. Vivevo come una regina con la mia corte di dame in un palazzo enorme e regale. Non c'era nulla di spettrale, tutto era mistico, soggetto a mutazioni, indefinito e inclassificabile. Negli inferi si devono trovare parole nuove per descrivere, non ci sono parole come le nostre. I sensi sono amplificati, anche gli orologi sono diversi. Poi iniziai a capire che cos'era l'amore. Non provare amore per i luoghi, ma sentirne la stanchezza di tutti. Passare a dedicarsi del tempo per capire il senso, il prestigio di essere una regina, ma la pena di vivere di proiezioni. Com'era il mondo fuori? Forse un posto più sereno, un posto da vivere senza la paura di amarlo, un posto dove la mia gelosia non ci avrebbe uccisi. La leggerezza come un'arma per l'appartenenza e la fantasia per riempire le ore. Solo poche parole, la voglia di amarlo, vederlo da dietro lo specchio perpetuamente, ma essere legata all'amore per lui, nonostante il gioco malato in cui mi è coinvolto. Anche agli inferi ci può essere una forma di felicità, legata alla verità della sua sensibilità e non alla finzione. Quando ho deciso di amarlo legata al dramma e quando ho deciso di trasformare il dramma, non è quello che fa ogni donna. Il passatempo preferito delle donne, trasformare il dramma. La sua giacca addosso, il mio galera di anime. Qui l'inferno e anche il paradiso. È la cosa più buona che abbia mai assaggiato. E più ne assaggio, più ne voglio e lo desidero. Vorrei essere i suoi polpastrelli, entrambi quando si aggiusta i capelli. Vorrei essere anche le ciglia per stare più vicino agli occhi. Voglio stargli vicino solo per toccare una sua parte, un suo piccolo lembo, per stare senza far niente, a sentirne la presenza, il calore dell'oltrevita, come di qualcosa che nasce da niente e perpetuamente continua. Non voglio sentire le anime che mi attraversano. Le lascio distanti, contemplare le colpe e i ricordi. Lui invece mi rimane dentro sempre, mi fa madre di vita e di morte, mi scarta tra i vivi e i morti, sospesa nell'eternità. Sacra, come solo l'amore sa essere sacro, peggiore a niente, migliore a tutto. Mi giro e tutto intorno a me è la brezza dei morti, ma tra i vivi lui mi ha desiderato. Cosa è meglio vivere? L'amore tra i morti in un posto morto, la solitudine tra i vivi in un posto vivo, tra i vivi incapaci a decidere il bene. In questo talamo, in questa terra inesistente, creata come moglie del silenzio dei silenzi, capita come regina cinica e passionale, tutelata come regina tremenda, attesa come amante materna su nella vita, dove mi vogliono per portare la morte, il paradosso che trasforma e riempie le separazioni, la costruzione del tempo e delle stagioni, e il suo amore che mi dona il tempo e che mi fa tempo a ogni parola. Viva! Sono viva in questi cori di anime, l'aria sottile